Cari amiche e cari amici, eccoci qui di nuovo con le ricette di Armando Zanotto che mi ha portato il libro, un altro libro che tu hai fatto, Armando. Il radicchio in cucina. Il radicchio in cucina. L'ho fatto tempo prima di questo. Sì, l'avevi fatto prima di questo. Sì. Ma a proposito di fiori in cucina, sì, il radicchio adesso in questo periodo poi si sposa bene il radicchio per questa stagione. Quindi... Ma guarda, io ti devo raccontare quando era l'altro ieri sera, ero a casa di amici a San Fior, un amico che, un certo Catalan Carlo, che ha la passione dell'orto e ha piantato il radicchio del Treviso rosso e ce l'ha dato in insalata. Non sapevo più se era carne, se era verdure, era talmente buono, gustoso, corposo, gustoso e solo con radicchio. Bisogna anche saperlo coltivare. Senza dubbio. Ecco. E allora io dico, Armando, bisogna comprare il libro Il Veneto che ti fa gola, ma anche il libro Il radicchio in cucina, perché anche qui ci sono parecchie ricette. 617 qui. 617. Tutte con radicchio. Solo radicchio. Solo radicchio. Fatto in tutte le maniere, in salse con radicchio, antipasti con radicchio, primi, secondi, i uovi con radicchio, i contorni poi non ne parliamo, tutte le carni, il pesce che si sposa molto bene. E questo lo trovate sempre anche da tutte le... Anche questo, e di De Bastiani anche questo? Sì, in tutte le librerie. Beh, il nostro editore De Bastiani, certo. Il nostro amico, è il migliore, è il migliore. Allora ricordatevi, la copertina è come questo pezzettino che se la regia riesce, ecco, questo qua è la copertina certo, rossa, perché è il radicchio rosso di Treviso. Allora, Armando, tu hai venduto anche molti libri, hai dovuto fare delle riedizioni dei libri. E adesso con le nuove tecnologie non pensi che no, ma come si fa a mettere su dischetto le ricette e poi non ha il valore come un libro non ha lo stesso, ha tutto un altro fascino. Tutto un altro fascino. Ed è come leggere un romanzo nel dischetto. Sì, come si fa? Secondo me, io credo che gli appassionati che hanno il piacere sempre di leggere, credo che specialmente in un tema così importante come la cucina. Poi questo, sai Bruno, questo volume qui, il radicchio rosso in cucina, che sono 617 ricette, dove tu prima dicevi se ne ho vendute, questo è stato uno dei libri che è stato più venduto, oltre 50.000 coppie. Mamma mia, 50.000 coppie! È stato veramente un successone. Un successo, sì. È ancora a disposizione. È ancora a disposizione, è ancora richiesto. E allora, questa settimana abbiamo un'altra ricetta da proporre. Molto bella anche questa, si trova solo in questo periodo, queste stupende tacchinelle, quindi la tacchinella rossa con la salsa peverata, queste tacchinelle che è così belle, che giuisce dalla sua forma così bella, rotonda, compatta, non esasperata, che sono i tacchini molto più grandi. Questa è una tacchinella che si trova proprio nel periodo qua delle feste, che è assai buona perché è una carne così delicata, si può fare in tante maniere, si può fare, caro Bruno, bollita, se puoi farla rosta, se puoi farla al precotti, in teccia. E quindi vi invito ancora adesso che si può trovare, di trovare queste tacchinee qua piccole e farle arroste con salsa peverata. Quindi la salsa peverata preparata sempre come che ti dici. Certo, le tante versioni, però è quella che Mari vi suggerisce adesso. Quindi d'indieta si chiama indietro, d'indieta arrosta, la d'indieta arrosta perché è piccola, arrosta con salsa peverata. Quindi gli ingredienti per 6 persone qua, perché vuol 6 persone per mangiare, se no si mangia in 4. Mieti, se basta. Se ne tornano altri invitati. Prima però attenzione, prima se gusta, dopo se si impenisse. Esatto. Ma prima se gusta. Sì, questo è importante. Allora, una giovane tacchinella del peso circa di 2,5 kg, una carota, una gamba di sedano, una cipolla, rosmarino, una rametta, 2 foglie di aloro, 2 foglie di salvia, 2 calici di vino bianco secco
e 5 cucchiai di olio extravergine di oliva. Inutile dire, Sì. sempre il più Esatto. buono, non andate a risparmiare Sì. 1 euro, 2 Euro, euro, sì, 3 vero, euro vero. per un litro d'olio, spendete Sì, qualcosa in esatto, più, ma esatto. prendete l'olio nostro con le olive nostre, fatto in casa da Sì, noi sì, sì. italiani, nostri E intendo dopo, italiani. certo, dopo vedete, in questo piatto qua non può mancare la polenta bianca, fresca o brustoiata, questo a vostro piacere. È sempre sì, soda. sì, No, soda. paparea. Esatto, no. No, paparea. Che può dire, non so che crema è questa qua, de mais, no. Non si può Polenta. dire. Polenta. Dura. Polenta dura. Oh, dura, porca dura. miseria. E dopo si serve con salsa peverata. Quindi scusate che... Sato perché polenta dura? Perché come fa tutti sua poentina quella, come si chiama, Sì. paparetta là, tocciare? Ma Cosa ha no, fatto? No, ma bisogna che sia. Via che sia, quando che, vatti via ciò, Che acciappa col piron e te toccia. io farvi fare, da qualche amico faigname, un tagliere piccolo che basta per varie persone, 2 o 4 che c'è, fino a pointa per 3 persone, 4, che sta in un tagliere Con così. che rovessa la sta Quando che là. rovessa, là sta in piedi, Eh. proprio a forma di come che ti rovessa. Là, che va di se non vedi spago piccare il tagliere, per tagliare la cosita e c'ho la fetta con le Che mani. bello che c'era La, col spago, la tagliai col cortello, però la è sola che poi c'ho la in ban e tocciar Oh, quito. Quella che resta, assia là, la tagliai a fette il giorno dopo e a brustoi, E che, tac. che è buona sempre. Buonissima. buonissima. Quindi, il procedimento di questa dieta la preparai come consueto, pulita, lavata, bruciata dalle sue pelure e gli mette dentro, una volta che avete preparata la pulita, gli mette dentro le foglie di orer, la rametta di rosmarin, la salvia, la carota, il sedano, tutto tagliato a tocchi, una parte adesso fuori che per quel che resta ne teccia, che è importante che ha messa ahí col sal grosso. Una volta che è fatta la lighe con uno spago da parte delle gambe che stai ferme e la dagge su una teglia da forno e con che verse l'olio, un po' di sale sopra ancora grosso e un po' di verdure. Grosso, sai, Sì, mi sì. raccomando, perché pian pianino il Sì. penetra e si poi disfa. è più buono. E dopo che mette tutte un po' anche di queste verdure, di carote e sedano e cipolla, una rametta di rosmarin e mi mette in forno a 180 gradi. Ah, sì? Ben, forno ben. così. Per un 10 minuti e dopo che sbassè la temperatura del forno, la portai a 160 gradi, 165, non di più. Ovviamente ogni tanto che dai una occhiata e quando che dice, oh sì, ora bagni comprare di prosecco, perché quindi si mantiene morbida sia la dieta e anche il sugo. E non la si spera per essere in teccia, perché no, e col dopo vin, prosecco, viene a rallegrare, bagnare con sto vin che prende profumi ancora di più e quindi la bagni fin quando che è cotta, un'ora e mezza che vuole di cottura circa a sta di dieta. Una volta che è cotta la tagliai tutta a tocchi, passai il sugo di cottura che metterei sopra d'India e mi servirei con una bella salsa peverata che ve l'ho detto l'altra volta come che sa fare. bravo, Quindi, bravo perché la salsa peverata la merita una trasmissione. Certo, anche questa La potremmo raccontare sì. in 2 o 3 volte, c'è in 2 o 3 modi, sì, no? quindi tante maniere di farla, questa qua ovviamente nella salsa peverata non deve mancare i duroni della bestia che è Io tachinè. dicevo la prossima Va volta perché bene. adesso dobbiamo alzarli e andare a mangiare. Certo, certo. Ciao, a tutti, Ciao buon appetito. buon Ciao appetito. Armando. Ciao.